Sporco e trascuratezza intorno ai cassonetti, ai bidoni della differenziata, marciapiedi e strade interne sconnesse, arredo urbano deturpato o deteriorato. In aumento soprattutto alla vista di pedoni e ciclisti il degrado urbano all'Arcella, a Mortise e Torre. Lo denuncia con queste foto l'associazione di commercianti e cittadini Nuova Arcella. E agli occhi di tutti tanti materassi, tante cose che prima non erano visibili, forse, non lo so, rifiuti ingombranti o rifiuti fuori dai bidoni. Cosa non funziona? La scarsa frequenza nello svuotamento di bidoni e cassonetti? Chi dovrebbe controllare il lavoro dell'APS? Sì, servirebbe una frequenza maggiore forse e anche un'educazione civica dei cittadini stessi che magari provvedessero a buttare via il pattume in maniera diversa, perché magari anche se fosse segnalato in più lingue, anche gli stessi commercianti, perché ci sono tanti commercianti etnici che magari non sanno bene le procedure, forse bisognerebbe proprio istruire gli stessi a Fare bene la fare la differenziata. differenziata, sì. L'APS in questi giorni ha fatto visita alla Presidente e recuperato i cosiddetti ingombranti in zona, ma gli incivili sono sempre pronti, come vedete, in via Maroncelli. Non è né un bel vedere, anche perché insomma, noi cittadini vorremmo essere un pochino più tutelati in quanto paghiamo le tasse e vorremmo avere una certa risposta da parte dell'amministrazione. Ci sarebbero anche nuove presenze in giro per l'Arcella, segnala la Presidente. I vigili facciano qualcosa. Io ho notato anche l'arrivo di molti nuovi mendicanti, molte persone che si spostano in bicicletta ed è evidente cosa fanno, solo che anche i vigili di quartiere, io ho capito che devono dare contravvenzioni, ma bisognerebbe che ci fosse proprio un occhio di riguardo a queste situazioni, anche ad avere un rapporto con i cittadini. I cittadini si aspettano un po' più di vicinanza.